È una situazione molto delicata e che probabilmente doveva essere gestita con maggiore trasparenza. Più trasparenza sull'inquinamento ambientale derivato dai PFAS, a chiederlo sempre più insistentemente ai cittadini della provincia di Vicenza, epicentro del grave problema ambientale generato dai composti chimici dell'azienda Miteni di Trissino, condannata in primo grado il giugno scorso. La necessità di informare senza fare inutili allarmismi è diventato un imperativo delle mamme No FAS, che hanno portato la loro esperienza alla COP30 in Brasile. Sul palco internazionale della conferenza sul cambiamento climatico, Michela Piccoli, la storica portavoce della rete Zero FAS. A minacciare però i vicentini non solo quelli della famigerata zona rossa ad ovest di Verici, a preoccupare i cittadini anche gli inquinanti presenti nei terreni di lavorazione della Pedemontana, dove i composti derivati dal fluoro venivano impiegati per accelerare il consolidamento del calcestruzzo. I materiali mescolati al terreno sarebbero stati stoccati in alcune cave a nord del capoluogo. I PFAS sarebbero riusciti nel tempo a intaccare le acque di falda, come ad esempio a Montecchio Precalcino, afferma il comitato Tuteliamo la Salute. Ancora il 19 maggio 2025 ARPAV scriveva all'amministrazione di Montecchio per informarla che nel territorio comunale di Montecchio c'era la presenza di PFAS 24 volte il limite consentito. Un dato preoccupante che non sarebbe stato diffuso pubblicamente secondo il comitato, che denuncia un'altra presunta omissione. Secondo una relazione di ARPAV del 12 di novembre, i metri cubi di materiale estratto dal tunnel di Malo non sarebbero 3 ma sarebbero 5. Noi abbiamo chiesto direttamente ad ARPAV di sapere dove questo materiale è finito. I PFAS sarebbero percolati nelle acque meteoriche di materiali di scavo, in particolare quelli conferiti nella cava Brugiana di proprietà di Silva SRL, protagonista di un progetto di ampliamento. Un progetto che vuole portare rifiuti pericolosi, anche sanitari, uno stoccaggio di rifiuti pericolosi tra Villavarla e Montecchio Precalcino. Chiediamo che dopo una contaminazione così importante già nel nostro territorio, la provincia di Vicenza, che è chiamata ad esprimersi sul progetto di Silva, si esprima negativamente per tutelare per quanto possibile il nostro territorio.